Parliamo degli argomenti più caldi che sono stati evidenziati nella scorsa puntata di martedì. Tra l'altro vi ricordo che martedì prossimo avremo anche qui in studio Pietro Colantuoni, quindi vi invitiamo a continuarci a scrivere a news@calcio5live.com per tutte le proposte che volete fare per migliorare il calcio a 5 regionale. Noi ne abbiamo presi 5 di temi più caldi, poi ovviamente ci possiamo anche allargare. Partiamo dal primo: l'obbligo di partecipazione al campionato di DC1 ad Under 23 o Under 25, in modo tale da dare continuità a quei giocatori che non rientrano più nella categoria Under 21. Nel senso, spieghiamo meglio, tutti quei giocatori che quest'anno sono stati inseriti in C1 per via della regola dei 4 under, di cui uno obbligatorio, tutti quelli che il prossimo anno avranno 22 anni rischiano poi di non giocare più e quindi di ritrovarsi senza squadra. Diciamo che questa regola è stata fatta in funzione di stimolare le società a formare i settori giovanili. Questa era la cosa principale. Seconda cosa, chiaramente come in tutte le situazioni nuove c'è lo shock, per cui praticamente all'inizio della stagione passata tante società non sapevano come fare per poter avere i 4 under 21 e avere almeno nella rosa averne almeno 6. Soprattutto questo era un problema per chi non aveva l'Under 21 regionale, e chiaramente le lamentele sono state forti e chiare da parte di tanti presidenti di tante società. Ma chi poi ha creato questa regola, diciamo che l'input è venuto dalla divisione di calcio a 5, perché sono degli esperimenti che vengono fatti per cercare di tutelare sempre di più il Made in Italy e non importare sempre di più diciamo i cosiddetti giocatori stranieri. È stata fatta questa sperimentazione dove la prima regione a cui è stata chiesta è stato il Lazio, poi il Veneto, io sapevo anche che doveva essere la Campania e poi c'è anche l'Umbria, per cui per vedere un attimo che risultati poi alla fine di una stagione comportava questo tipo di regola. Chiaramente le difficoltà si sapevano che c'erano. L'importante era che poi alla fine della stagione mettersi a sedere, cercare di ragionare, di portare avanti questo tipo di discorso, ma nello stesso istante si sapeva già che i giocatori arrivati al limite di età, perché tante società sono state costrette anche all'ultimo momento di prendere non giocatori under sotto età, ma prenderli proprio al limite. Nella stagione nuova sarebbero usciti fuori dai 4, per cui andavano a riempire gli over che componevano la rosa. Apposta per questo si era già fatto l'anno scorso tema di discussione per preparare anche questo tipo di situazione, in maniera che alle società che poi chiaramente avevano investito su questi ragazzi non adoperarli per un anno e poi non sapere che cosa fare. Chiaramente il giocatore bravo sicuramente all'interno di una società rimarrà sempre e comunque anche come over, come senior, però l'importante era dare la possibilità ai ragazzi che avevano dato lo stesso un contributo più o meno gratificante all'interno di questa squadra di poter continuare nella loro crescita, perché parliamo sempre di ragazzi. Il campionato di C1 del Lazio sicuramente è uno dei più difficili e in alcuni anni passati addirittura era stato paragonato anche a una Serie B. Probabilmente quest'anno anche le tante lamentele che ci sono state sono che il livello si sia abbassato e tutto quanto, ma era da mettere anche in preventivo, perché quando fai questi tipi di scelte la qualità chiaramente cala un pochettino, perché diciamo i cosiddetti over ne devi utilizzare di meno. E poi, come abbiamo visto, tanti giocatori bravi sono scesi anche in C2 o addirittura in alcune società di Serie D. La C2 è salita parecchio di livello. La C2 è salita molto di livello. Diciamo che anche la Serie D in alcune squadre ha permesso di poter alzare anche il livello di una categoria tra virgolette amatoriale con una base molto larga,
in maniera che dasse anche linfa poi eventualmente al campionato di C2. Il discorso degli under deve, secondo il mio modesto parere, continuare a proseguire, ma da valorizzare sempre e comunque di più il discorso, ecco, degli over 23 o gli over 25, perché le società che fanno il campionato di C1 e hanno l'ambizione di voler andare a fare un campionato di Serie B, almeno così si preparano alle regole che troveranno poi nel nazionale, invece che poi di arrivare al punto di ricominciare sempre e comunque da capo ogni anno, per cui aumentare il budget, le spese, tante situazioni che poi comportano la crisi di una società che deve fare anche i conti con il centesimo, visto che ci troviamo in un momento molto particolare del nostro paese, dove se le cose non le fai bene con cervello rischi che quello che poi prometti non puoi mantenere. C'è stato un dibattito martedì scorso tra Walter Antonini ed Elso De Fazzi, che anche loro due fanno parte della consulta come te. Chiaramente Elso ci ha detto: noi abbiamo 7-8 giocatori over 21 il prossimo anno, quindi non sappiamo cosa farci con questi ragazzi. Walter Antonini ha detto: noi 7-8 non ne abbiamo un po' di meno, anche perché Walter spiegava come a Civitavecchia fosse più facile reperire giovani perché ci sono soltanto 2 squadre, l'Atletico ed il Civitavecchia, mentre già all'Eur in zona capitolina quante squadre ci sono che hanno settore giovanile, quindi è difficile. Walter Antonini ha detto: troviamo una via di mezzo, nel senso per 21 ma nemmeno nessuno, quindi abbiamo detto magari mettere un under 25, 2 under 25 si potrebbe fare, secondo te? Secondo me sì, si può fare e si dovrà fare, anche perché in questa maniera, come dicevo prima, si tutela anche il parco giocatori di una società, soprattutto per chi poi eventualmente si basa proprio sulla vita del settore giovanile, oppure chi è che si avvicina da neofita a questo tipo di situazione. Chiaramente il buon Elso De Fazzi nella realtà di Civitavecchia ha anche l'obbligo, tra virgolette, di cercare di mantenere i propri ragazzi il più possibile aggregati alla sua società, perché ovviamente è un investimento societario che porta avanti pure da parecchio tempo, e i settori giovanili del Civitavecchia è famoso anche per aver sfornato dei buoni campioncini. Anche perché Elso ci diceva che questi ragazzi o giocano a Civitavecchia o non giocano, quello è perché il problema. purtroppo logisticamente non è il massimo come zona Civitavecchia. Il discorso anche finalizzato di questi under del settore giovanile è che chiaramente il nostro mondo del futsal ha chiaramente un grande antagonista che è il calcio a 11, per cui riuscire a strappare dei ragazzi, diciamo tra virgolette, al calcio a 11 e riuscirci poi alla fine e poi non riuscire a mantenerli sarebbe una sconfitta. Per cui cercare di tutelare tutte e comunque le società, chiaramente io sono d'accordo sia con Walter e sono d'accordo sia con Elso. Con intelligenza bisogna arrivare a un buon compromesso con il comitato e cercare di continuare a battere su questo tipo di situazioni, far capire e comunque alle società, a prescindere il contesto in cui una società opera, che il settore giovanile è una cosa importantissima per l'allargamento del nostro sport, per cercare di affiliare, di far venire anche la voglia ai ragazzi in un momento in cui escono dalla scuola calcio di poter anche scegliere. Se noi riusciamo a dare dimostrazione che il nostro sport può essere spettacolo, può essere divertimento alla stessa stregua, diciamo, del calcio a 11, probabilmente anche le società che sono molto restie a fare questi passi alla fine proveranno questa avventura. Non è facile e il comitato, come pure la divisione, dovranno cercare sempre e comunque non dico di dare una mano solo e comunque a parole, ma anche cercare di invogliare queste società con dei premi
Eccolo qua, il terzo punto è quello che abbiamo trattato delle noi. squadre del settore giovanile che possano poi eventualmente, che ne so, essere non pagare l'iscrizione il prossimo anno, il cartellino di un giocatore invece di pagarlo tot si può pagare X, cioè cercare di trovare delle motivazioni dove l'investimento che si chiede in più alle società, che chiaramente in questo caso, non avendo come nel calcio campi di proprietà, cercare di ammortizzare il costo dell'affitto del campo, della struttura in cui andrebbero a operare i ragazzi, pur facendo pagare una quota giovanile, avrebbe una motivazione per questo tipo di sforzo, perché chiaramente da soli, e lo vediamo anche nella crisi che c'è stata anche nel calcio negli anni passati e che ancora tuttora c'è, chiaramente le disponibilità economiche sono sempre di meno. Durante la pubblicità ci siamo così un po' impuntati su quella che è l'impiantistica, no Riccardo? Sì, beh, chiaramente adesso continuando a girare per l'Italia anche con la nazionale ci accorgiamo che quando anche facciamo gli incontri internazionali, andiamo all'estero, c'è un'altra proprio mentalità. Facevo l'esempio prima della Spagna, dovunque siamo andati a giocare, nonostante che le palestre siano non grandissime, alcune dove abbiamo giocato, i campi erano un 40x20 regolare, diciamo che già lì il vero calcio a 5 si comincia a vedere. Purtroppo la realtà nostra romana ci porta poi ad andare a vedere nei posti al coperto svariate squadre che giocano, devono sempre fare poi i conti con gli orari per gli allenamenti, ci sono proprio delle problematiche oggettive che poi probabilmente portano anche dei limiti anche nella crescita delle società stesse, per cui speriamo che Giovanni Malagò, il presidente del CONI, vecchio calcettista, diciamo rede i circoli romani all'interno del circuito dell'Agnene, del Canottieri Lazio, Canottieri Roma, insomma dove praticamente il calcio a 5 romano è cresciuto, ne possa fare anche un campo, un piano di battaglia proprio per cercare di creare nuovi impianti al coperto, ma che siano anche sì polivalenti, perché anche altre discipline hanno le loro esigenze, ma cercare sempre e comunque di valorizzare questo tipo di sport che, se fatto al coperto, chiaramente ha un'altra valenza. Torniamo alle nostre proposte. Il punto 3, lo abbiamo già detto prima della pausa, lo ripetiamo: dare tanti bonus economici. Quante sono le categorie del settore giovanile in cui una società è presente? Prima di parlare di questo, Riccardo, ti chiedo adesso com'è, come funziona? Ma adesso come adesso non ci sono bonus economici. Gli unici bonus economici che io so è che quando vinci un campionato o una coppa hai la possibilità di avere uno sconto o una quota in denaro da sfruttare per la iscrizione del campionato dell'anno successivo. Devo dire che il buon Colantuoni su questo tipo di situazioni, in cui avevamo già parlato 2 anni fa, il presidente Zarelli, potevano anche chiaramente essere favorevoli. Ovviamente qua non è che il nostro calcio a 5 è un mondo a sé, per cui ha delle risorse, noi dobbiamo sempre far capo al comitato regionale, il presidente Zarelli deve sempre far tornare i conti alla fine, però proporre idee, buttare sul tavolo tutto quello che c'è, la possibilità anche a livello economico, cercare di ottimizzare anche il lavoro che fa Colantuoni con il suo comitato regionale, perché ormai è inutile nascondersi, il calcio a 5 regionale laziale è diventata una cosa incredibile, la base si è talmente allargata che seguire tutti i vari campionati non è facile, anche perché da quest'anno, da quando c'è anche la possibilità da parte delle società di calcio a 11 di poter eventualmente formare delle squadre di calcio a 5 e, a secondo delle necessità, utilizzare
i giocatori del calcio a 5 nei loro campionati di calcio a 11, alcune società come la Vigor per Conti, so che mi pare anche il Tor Sapienza, il Se non sbaglio anche nel Teste, femminile l'Arres Roma. bravissimo, per cui queste società hanno la possibilità nello stesso istante di non perdere i ragazzi, ma se ne hanno bisogno di poterli utilizzare anche nelle loro partite del calcio a 11. Per cui allargare la base visto di buon grado, insomma, per cui provare a trovare adesso e capire quali possono essere questi bonus economici, ne potremmo tirare fuori tante. L'importante è che poi questi tipi di proposte vadano sul tavolo del presidente Zarelli e che non dico che vengano accettate tutte quante, ma che almeno siano di sprone a tutte le società, sapendo che se fanno un certo tipo di attività alla fine hanno un tornaconto economico da scontare sulle iscrizioni, sui cartellini, come dicevo io, che già quello potrebbe anche essere un buon viatico, Anche perché lo dicevamo pure prima, quest'anno con la regola inserita dell'Under 21 molte squadre hanno risolto il problema creando semplicemente un Under 21. A mio modo di vedere, creare come categoria di settore giovanile soltanto un Under 21 non ti porta a niente. Cioè, se vuoi fare una programmazione fatta per bene devi partire dal basso. Diciamo che per quest'anno tutto quello che si sono inventate le società era giustificabile, Sì, quello anche perché chiaramente anche se di questa cosa se ne parlava già da un anno, tante società hanno fatto orecchie da mercante pensando che poi alla fine fosse l'ennesima bugia di un mondo come il nostro, che praticamente solo adesso si sta dando delle realtà e delle cose concrete. Non è che io, Elzo De Fazzi, il buon Vardartonini abbiamo la bacchetta magica per cercare di far dire sempre e comunque sì a Colantuoni e a Zarelli. Alla prima riunione che abbiamo fatto della consulta io ho detto semplicemente una cosa, che le persone che compongono la consulta, come si mettono a sedere sulla sedia, devono togliersi di dosso il vestito delle società dove loro appartengono, e che praticamente tutto quello che ci viene in mente deve essere comunque valutato per tutte le realtà del calcio a 5, per cui ognuno non è che deve tirare fuori le problematiche della propria società, perché non ha assolutamente un senso. Il mio football club può avere delle esigenze, la Capitolina può averne altre, il Civitavecchia ha altre differenti dalle mie, da quelle della Capitolina, per cui ecco perché allargare la discussione sempre e comunque in certi termini deve essere comunque costruttivo per tutti. Chiaramente le difficoltà ci saranno sempre e comunque, non si andrà tutti d'amore e d'accordo, ma alla fine bisogna pensare che chi come i presidenti che buttano in questo sport probabilmente un non ritorno anche a livello, diciamo, di immagini, diciamo che da poco tempo si cominciano a vedere le partite di calcio a 5 regionale, le coppe su streaming, su internet, bisogna sfruttare ancora di più questi tipi di situazioni, per cui i presidenti devono capire che le idee di parlarne con chi poi è preposto, di farsi da messaggeri, anche se poi una cosa che poi tanta gente non capisce è che non è che tante cose che si parla adesso dal prossimo anno entrano in vigore. E infatti proprio questo volevo chiederti. Per cui deve passare circa un anno, perché alcune regole non le può decidere neanche il comitato regionale, ma le deve decidere la Lega, per cui bisogna sempre pensare che al di sopra di noi c'è un altro mondo sportivo dove c'è di mezzo tanti altri tipi di interessi, e che l'unica speranza che noi abbiamo è che queste persone che vanno a parlare per noi amino il calcio a 5. Ma secondo te è un bene che siamo sempre così legati al calcio a 11 oppure no? Ma questa è sempre la vecchia polemica, no? Perché il futsal italiano non ha una propria entità e tutto quanto. Probabilmente non si è mai fatto, anche perché guardando anche gli altri paesi tipo la Spagna, la Russia, dipendono sempre dalle loro
leghe, dalle loro presidenze che gestiscono anche il calcio. Ci vorrebbe un po' più di considerazione, ma la considerazione sarebbe bello che anche a livello decisionale internazionale capissero che questo ormai è uno sport che ha preso piede da tutte le parti. Da quest'anno anche in Inghilterra hanno un proprio campionato, in Francia uguale la stessa identica cosa, per cui se ci fosse la ciliegina sulla torta che il futsal diventasse uno sport alle Olimpiadi, anche dimostrativo come è stato l'anno scorso l'ultima Olimpiadi, il rugby a 7, penso quello sarebbe già uno stimolo grande, come poter creare, come già esiste il campionato europeo e il campionato mondiale per le nazionali maggiori, creare un campionato mondiale e un campionato under 21 europeo che non esistono, perché a livello di importanza solo il torneo di San Pietroburgo era quello che poteva dare il termometro poi del pianeta europeo dei calcio a 5. Per cui anche a livello internazionale ci servirebbe una grossa mano, una bella sferzata, e quello Michel Platini potrebbe, pensaci tu, ci dovrebbe pensare lui, slogan, ma non so se gli piace moltissimo il calcio a 5. Anche a livello femminile magari la creazione di una nazionale, diciamo che tutto questo, anche perché il primo anno facevo parte insieme con Walter e Coezzo anche della consulta che parlava delle regole del femminile. Il mondo femminile è un mondo molto particolare, molto variegato, ha uno zoccolo duro molto importante che gli ha permesso poi di sopravvivere tanti anni. Chiaramente la creazione del campionato nazionale ha dato la possibilità di avere maggiore visibilità, ma se anche al di sotto, per cui dei vari comitati regionali, non si incomincia a mettere delle regole, orari, come è stato pure con le due giocatrici under 21 nel campionato regionale, tutto quanto, creare delle under 21, un campionato under 21 che adesso attualmente è un campionato sperimentale, perché chiaramente 5 squadre. a livello di numeri non il femminile non può competere con il maschile, ma piano piano ogni anno mettere un tassello di più, anche sicuramente un campionato appassionante come quello femminile avrà anche lei una visibilità maggiore, anche perché poi vivendo, che poi paradossalmente a livello di spettatori di seguito riesce ad avere più pubblico, diciamo, una finale femminile piuttosto che una maschile, avendolo vissuto poi in prima persona, perché il football ha anche la squadra C femminile, e andare a vedere le partite anche in trasferta, la passione che portano le ragazze è una passione completamente differente dal maschile, per cui la possibilità di far bene c'è anche lì, però chiaramente ha la sua tempistica che non può essere pari a quella maschile. Torniamo in diretta, ormai ospite fisso di Calcio a 5 Levredo, il presidente del Centocelle, Claudio Vergini. Ciao Claudio. Buonasera a tutti, a tutta la redazione, ai radioascoltatori e naturalmente a Riccardo Budoni. Buonasera a te Claudio. Ti sento particolarmente felice oggi. No, diciamo giornata di riposo, tra virgolette, mi sto disintossicando. Va bene, allora cominciamo a parlare con te e con Riccardo di Serie C2. Il tema che trattiamo, che è emerso dalla trasmissione di martedì scorso, è quello di provare, non credo per il prossimo anno perché è difficile che venga approvata, forse tra 2 anni, il sorteggio integrale in Serie C2. Tu sei uno dei fautori di questa proposta. Assolutamente, permettetemi una piccola digressione rispetto alla puntata della volta scorsa, perché ho sentito in streaming in podcast, vi faccio i complimenti per averli inseriti online, a qualche intervento dei miei colleghi presidenti. Volevo introdurre un discorso generale che riguarda magari soprattutto anche i temi economici. Io noto, e non voglio farmi nemico nessuno e ne faccio un discorso sempre in generale, che parecchi presidenti predicano bene ma razzolano male, nel senso che ad esempio quando si parla di rimborsi
e diciamo c'è qualcuno che critica il fatto che i giocatori vadano a rialzo o arrivino con proposte eccessive per la categoria. Forse dobbiamo interrogarci tutti e vedere che poi alla fine, quando si fanno le trattative, nessuno è disposto a giocare a ribasso, cioè tutti vogliamo una squadra forte, e secondo me nel discorso dei rimborsi dei giocatori siamo sia vittime che carnefici. Allora, tempo fa un mio amico dell'Entourage proponeva un salary cap, scusate se vado fuori tema, ma lo concludo. No, va benissimo. Nel senso di fare un accordo tra, che ne so, 20-30 società della C2, magari anche C1, e fare un salary cap con un documento programmatico condiviso in cui magari io mi assumo, come presidente del Club Atletico Centocelle, mi assumo la responsabilità nei confronti degli altri presidenti di dire che io non pagherò nessuno più di X euro mese, in modo che se un domani un giocatore va da un'altra squadra che appartiene a questo documento, che ha sottoscritto questo documento, e dice guarda che Vergini mi ha proposto X per 2, lui dirà guarda è impossibile, quindi fare trattative anche più in linea con il fatto che facciamo una categoria che è la C2, che comunque rimane provinciale e che comunque facciamo sport dilettantistico e diciamo anche per divertirci. Quindi diciamo rendere pubblici i rimborsi. Rendersi pubblici non i rimborsi ma i salary cap, cioè i limiti dei rimborsi. Però perdonami, non c'è già un tetto per i rimborsi a livello dilettantistico e poi si sfora comunque dando magari soldi in nero, si può dire? Beh, no, allora, al di là della normativa, su cui naturalmente non intervengo perché esiste una normativa che dà un limite che è legale per i rimborsi, ok? Nell'ambito dei rimborsi, al di là che si possono trovare tante commodity e tante fee, si possono dare, che ne so, le terapie, si possono dare dei premi, si possono dare qualsiasi diciamo regalo tra virgolette che non deve essere per forza economico, al di là che comunque fanno un monte, se vogliate, fanno un monte economico, un monte convenienza tra virgolette, no? Perché se io ti do, faccio una cifra assurda, 50 euro, ma poi ti regalo le terapie, ti do la piscina, ti do tutta una serie di cose, chiaramente quello va ad aumentare il valore percepito di quel rimborso. Okay, non so se mi sono spiegato. Sì. Al di là quindi del limite legale, che comunque è un limite anche, se vogliamo, abbastanza alto, perché permette di muoverci, io dico che nell'ambito del limite legale uno può dire questo è il salary cap, cioè io più di questa cifra che magari è sotto al limite legale io non do, ok? Quindi è inutile che un giocatore mi viene a chiedere cifre esorbitanti dicendo che l'altra squadra gliele ha proposte. Sentiamo che ne pensa Riccardo. Ma diciamo che non sono d'accordo per quanto riguarda poi eventualmente come possa essere strutturato, ma sono d'accordo con l'idea che ha Claudio, cioè nel senso chiaramente Claudio può parlare per sé perché ha un carattere forte, può imporsi, ha delle idee chiare all'interno della sua società, ha una linea di condotta per cui sa che un budget societario non si può sforare, perché altrimenti, come diceva lui, finisce il divertimento, finisce il dilettantismo e si entra in altri canoni. Per cui io penso che invece la cultura e del ragionamento di Claudio debba essere trasportata nella mente degli altri presidenti, senza dover vincolare nessuno nel salary cap, perché diventa una cosa probabilmente non gestibile, anche perché, come sappiamo bene, tante volte si mantiene ma poi non si promette anche sul cartaceo, ma poi probabilmente sono situazioni che potrebbero anche essere considerate fuori legge. Per cui io farei appello all'intelligenza dei presidenti, dove chiaramente chi ha ambizioni, chi ha voglia di voler crescere, ma facendo, come dicevamo prima, sport a tutto il livello, a 360 gradi, come lo sta facendo il Centocelle, il proprio presidente, e creare una continuità per arrivare a dei risultati. Chiaramente poi ognuno è padrone di poter accettare o no le richieste dei giocatori, anche perché poi se un presidente dice no a un giocatore, questo giocatore va in un'altra società e si sente anche fare
un altro rifiuto, va a un'altra società e viene rifiutato un accordo economico che lui pretende, sicuramente anche lo stesso giocatore poi dopo alla fine dice ormai finito il tempo delle vacche grasse. Per cui il buon Claudio secondo me ha dato un input ai propri colleghi per cercare di avere più cervello nella gestione della società, perché poi il nostro mondo è un mondo talmente grande ma è nello stesso istante molto piccolo, per cui di chiacchiere se ne sentono talmente tanti. Le società virtuose ce ne sono tanti, ma delle società solide e reali ancora sotto questo punto di vista ce ne sono molto poche. Per cui penso che cercare di io penso sempre che i risultati devono essere fatti prima facendo una società forte con le proprie possibilità e non fare il passo più lungo della gamba, e poi mettere all'interno del calderone giocatori, strutture, dirigenti, perché il presidente, se non è affiancato anche da dirigenti che sanno di regolamenti, che sanno di che cosa vuol dire aiutare un presidente nella gestione di una società, nello stesso istante questi risultati sono lasciati fine a se stessi. Claudio, un minuto a te e poi andiamo in pausa. Sì, una risposta velocissima a Riccardo, le cui parole sono sempre, diciamo, pesanti in senso di esperienza. Una risposta velocissima. Allora, chiaramente la mia non è prima cosa una lamentela, questo lo dico sia chiaro, ma diciamo è una volontà di diffondere una cultura, perché poi, come dice Riccardo, tutto parte sempre dalla cultura, sia giocatori che presidenti che staff. E terza questione, la mia era un'idea, diciamo, di documento volontario, chiaramente non obbligatorio, però è giusto quello che dice Riccardo, tutto parte sempre dalla cultura, tutto parte sempre dalle menti e dagli atteggiamenti. E allora, tra pochissimo, dopo la pausa, parliamo del sorteggio integrale in Serie C2 con Claudio Vergini e Riccardo Budoni. Torniamo tra poco, intanto è arrivato anche Walter Rizzo. Allora, parliamo di questa proposta numero 2, fare il sorteggio integrale in Serie C2. Vai Claudio. Sì, l'idea, diciamo, è nulla di nuovo sotto questo cielo, nel senso che fare un sorteggio, cioè applicare un metodo che sia diciamo scientifico, sia tra virgolette probabilistico. Ah, cioè, tu è vero, lo dicevi con le teste, lo volevi fare con le teste di serie? Esattamente, cioè il tutto ha senso quando uno fa una graduatoria con delle teste di serie. Allora, se non sbaglio, la C2 esiste dal 2004, se non erro, quindi abbiamo una storia di società, senza magari arrivare fino al 2004, ma anche negli ultimi 3 anni, una storia che è una storia statisticamente e sportivamente diciamo importante, tra virgolette. Allora sarebbe carino fare una graduatoria, una griglia che magari conti aver militato una categoria superiore, il fatto se una squadra è retrocessa dalla categoria superiore, i punteggi chiaramente hanno un valore diverso, perché se sta vinci uno, chiaramente se è retrocesso comunque appartiene a un quadrante sportivo o di competitività maggiore, il tutto magari poi corroborato e rafforzato da una griglia che incrocia anche qualcosa di meritevole, cioè hai anche un settore giovanile, hai un settore giovanile competitivo e lì magari ti aumenta il punteggio. Come si fa per la classifica dei ripescaggi? Esattamente, un qualcosa con degli algoritmi, con dei sistemi di calcolo pubblici, nel senso che noi sappiamo, lasciando poi chiaramente anche al comitato delle considerazioni, se vogliamo, qualitative, perché poi è giusto che ci sia sempre una, tra virgolette, commissione che vada oltre i numeri e che magari dica sì, questi hanno poco punteggio, però hanno dimostrato negli ultimi 2 anni che sono una squadra di un certo tipo. Creare quindi una serie di teste di serie, lavorando tra l'altro precisamente sulla matricola della federazione, perché anche questo è un discorso importante, cioè premiare anche quelle squadre che hanno un'anzianità. Il fatto che una squadra esista da 10 anni, che sia forte, sia una squadra storica, secondo me è meritevole e va premiato rispetto magari a qualcuno che fa continuamente fusioni, acquisizioni o cose di questo tipo, perché ha dato una continuità, comunque esprime un sacrificio, un attaccamento o quello che sia. Quindi una griglia pubblica con una parte chiaramente di possibilità al comitato di lavorare su proprie considerazioni,
si fanno 3-4 teste di serie a girone, anche chiaramente per territorialità, perché una cosa è il girone Pontino, una cosa è il girone Roma Est, no? E poi il resto si fanno i ripescaggi, in modo che se io capito con lo squadrone di rivelazione di quest'anno, è ripescaggio. Quando in Final 8 ho preso la prima partita l'altro anno con la Lodigiani, ero ripescaggio, va bene, che devo dire, la sorte è cieca, se questa volta ci ha visto bene. Riccardo. No, d'accordissimo su quello che ha detto Claudio, anche perché era già stata sollecitata pure da noi l'anno scorso, anche perché dopo aver assistito alla festa dei calendari e al momento che sullo schermo apparivano man mano i vari gironi, già incominciavano le lamentele e nessuno era contento e tutti si lamentavano. Allora a domanda risponde, dice: che cosa serve fare una cosa di questo genere? Allora, come diceva Claudio, o si tiene conto della storia che può avere ogni singola società con dei vari punteggi, con delle percentuali, dove chi è anni che partecipa a questi tipi di campionati, che possano essere stati addirittura pure di Serie B, ma che poi per mille motivi la società continua ad esistere e fa la C2 e avere un certo tipo di punteggio, creare delle teste di serie oppure proprio una graduatoria da dove si parte poi, come diceva Claudio, anche a livello territoriale, perché chiaramente fare come qualcuno addirittura è arrivato a dire, pur di non sentire le lamentele di tutti, fare il sorteggio integrale veramente, per cui ti poteva capitare che chi stava a nord poteva capitare con una squadra di sud e quella di est andava a giocare con ovest, per cui arrivato a quel punto andava poi a farsi benedire il discorso anche del risparmio economico che potevano avere le società. Però penso che quella sia la soluzione ultima dei tanti problemi che ci potevano essere a livello di un sorteggio. Siccome poi vediamo che tutte le varie coppe internazionali, tutti i vari campionati viaggiano a statistiche e a meritocrazia, penso che basterebbe poco mettere un paio di persone a un computer e seguire le varie storie delle varie società e fare questa benedetta classifica, per cui sarebbe trasparente. Le lamentele ci sarebbero sempre, ma sarebbero minime, per cui, come diceva Claudio, poi se ti tocca quella più brava, anzi devi essere stimolato a fare ancora di più di quella di incontrare con una squadra di pari valore, perché chiaramente a perdere non ci sta nessuno. Però come diceva Claudio, l'importante è che le società siano motivate a dare il meglio di se stessi, perché se non c'è questo è solamente il fatto di partecipare per avere una visibilità pure minima, non serve assolutamente a niente. Insomma, se non c'hai anche un minimo di ambizione nel partecipare, diciamo che allora è meglio andare a fare un campionato amatoriale o un torneo, perché così uno si decide gli orari e dove va a giocare, insomma. Anche perché sennò poi si rischiano di creare situazioni come quelle di quest'anno, come tutti sanno, del girone B, nella quale il CT Oro ha vinto il girone, il Lido di Ostia ha vinto la Coppa Lazio e il Futsal Ostia ha vinto i playoff, quindi insomma squadre come il Centocelle del buon Claudio poi che è rimasto con niente in mano, nonostante insomma... Diciamo che questo fa parte di, tra virgolette, diciamo, della casualità. Poi penso che il buon Claudio, dopo il campionato che ha fatto quest'anno, possa essere solo che cresciuto dal punto di vista anche del merito, e poi non vivendo nella sua società sicuramente anche degli errori che uno può aver fatto, ma anche delle tante cose buone, perché Claudio ha messo su pure una buona Under 21. So che i loro progetti sono quelli di creare una buona società all'interno di un quartiere, per cercare anche di lavorare nel sociale, che quello è la cosa più importante che può essere quando ti fidelizzi all'interno di un territorio. Penso che poi quando le persone vengono a vedere la tua partita, i giocatori sono stimolati a dare il massimo di se stessi, insomma. Sicuramente poi Centocelle ha un bacino d'utenza non indifferente a Roma, essendo praticamente il quartiere più grande. Diciamo che la forza del Centocelle è nel gruppo che hanno loro all'interno della propria società, dove
da quello che ho potuto vedere i giocatori vengono trattati da re, non gli manca assolutamente nulla, hanno tutto quello che gli si può chiedere, insomma, per cui merito di Claudio, merito dei suoi collaboratori, del buon Spaziani pure, che è una persona che viaggia tra il campo e fa da cuscinetto con... Niente, l'abbiamo perso, troppi complimenti. Comunque, si è emozionato. No, vabbè, richiamiamolo comunque. sono i complimenti che penso facciano tutti quanti, a prescindere poi dalla location e delle situazioni che poi si possono creare quando si gioca contro il Centocelle, ma io professo sempre e comunque, poi anche perché me l'hanno insegnato, si è nemici all'interno del campo, ma quando si varca poi la porta dello spogliatoio si deve ritornare assolutamente amici, perché non è che ci sono degli interessi talmente elevati che ti possono anche creare dei dissidi anche tra persone, insomma. Senti, a proposito, in Coppa Lazio quest'anno ti è toccato pagare la pizza alla Stella Azzurra, visto che sei uscito... Beh, guarda, diciamo proprio di amicizia e nemici. Non mi va di toccare questo tasto, perché nella Stella Azzurra ho talmente tante persone di cui ho una stima incredibile, e ho fatto il tifo per loro anche da avversario. Diciamo, la nostra è stata una situazione che si è venuta a creare molto atipica e spero che non capiti più. Purtroppo me ne prendo le colpe io per come quello che è successo, perché purtroppo io ho un modo di comportarmi molto reale e trasparente. Mi piacerebbe che poi anche dall'altra parte ci sia la stessa cosa, ma capisco che non è sempre così. No, ma non volevo toccare questo tasto, sapevo che c'era una pizza in palio, sì, su chi pizza, passava, e quindi di pizza la Stella Azzurra se ne mangia tante anche bene, per cui soprattutto poi adesso che c'è lo Sgreccia, dove si svolge veramente il calcetto mercato, clima e ambiente davvero molto bello, devo dire. Dove noi vinceremo l'Amatori, ecco, che siamo iscritti con l'Amatori. Ci sono già le prime profezie, insomma. La prima l'abbiamo persa, quindi va bene. Abbiamo ripreso Claudio Vergini, giusto Claudio? Sì. Allora andiamo in pausa e poi ti rubiamo un altro quarto d'ora, va bene? Va benissimo, posso dire solo una cosa al volo? Al volo. Sì, ringrazio Riccardo per le sue parole, mi fa veramente piacere. A questo punto la pizza gliela pagherò io. Bene. Torniamo in diretta con Matteo Santi, Riccardo Budoni e Claudio Vergini, di cui abbiamo qui proprio le proposte che ci ha inviato Claudio a news@calcio5live.com. Invito anche tutti gli altri a farli. Ci siamo soffermati sul punto 9, che è l'ultimo. Appuntamenti bi o triannuali tra arbitri e delegati delle squadre, e Walter Rizzo, che è dietro le quinte, giustamente diceva: ma va bene, facciamo questi appuntamenti, ma perché poi sono sempre pochi a partecipare? Ovviamente, chiaramente immagino che Claudio e Riccardo siano sempre presenti, così come lo era Walter Antonini, che anche lui ha toccato questo tasto. Claudio, tu che dici? Allora, io dico che prima cosa sono stato poco presente, ma sono stato poco presente al di là di una serie di impegni personali che abbiamo tutti, ma uno volendo può mandare anche un delegato, ma perché secondo me questi incontri che vengono fatti, per quanto mi riguarda, non hanno lo spirito che vorrei avessero, cioè non dovrebbero esistere incontri alla volemo se bene, dovrebbero esistere incontri strutturati, cioè io quello che chiedo, il passo avanti che chiedo a tutti quanti, ma noi compresi, me compreso, è quello di lavorare su una strutturazione da parte del comitato, da parte dei presidenti, da parte anche della classe arbitrale, cioè fare degli incontri dove ci sono proprio dei punti reali, dove si proietta magari un DVD dove si vedono gli errori arbitrari o i giocatori che si comportano bene e si comportano male, cioè alzare l'asticella della categoria, perché la categoria C2 in questi ultimi anni è diventata una categoria di livello molto più alto rispetto a quello che era pensata e che era sicuramente per il motivo di cui era stata creata, perché secondo me è il vero crogiolo di squadre e di società, oltre che di squadre, perché tra società e squadra, diciamo, ci passa un target e uno stile di vita diverso.
Quindi quello che a me piacerebbe fare i incontri più serrati, cioè fare gli incontri non una volta all'anno, a novembre all'albergo a Tivoli, fare incontri magari anche territoriali più vicini, perché se a me il comitato stabilisce un incontro all'albergo a Tivoli di mercoledì alle 4 del pomeriggio, chiaramente noi siamo tutti dilettanti e qualcuno sicuramente potrà non venire, sia perché è lontano sia perché è un orario particolare. Allora perché non farli la sera più tardi o in zone territorialmente più vicine al girone? Cioè io sono il girone B, ma che vado anche proprio sullo spiccio, perdonatemi, fare un incontro lì lontano, farlo una volta ogni 6 mesi, se ho perso quel treno ho perso tutto. Allora ripeto, fare più attenzione al colloquio tra le parti, in maniera anche però strutturata e con dei confronti veri. Capite? Riccardo, lo vedo d'accordissimo. L'anno scorso Marco Tosini, che è il designatore degli arbitri insieme con Aragona, a una riunione che si era fatta a Viale Tiziano per affrontare questi tipi di problematiche, aveva portato anche dei filmati dove c'erano delle casistiche, dei dubbi, delle situazioni dove c'erano state delle lamentele durante l'anno da parte delle società rilevate con gli arbitri che avevano diretto le gare. E poi questa cosa non è stata più fatta. Io penso che già che una persona come Claudio, che dirige una società, se ne fa a carico, vuol dire che si comincia un pochettino a capire anche le problematiche che ci sono extra giocate, cioè dove praticamente noi sappiamo tutti quanti che ormai anche la questione arbitrale deve essere affrontata al passo dei tempi. Cioè la nostra richiesta di fare la C1 con 2 arbitri, ma con l'ausilio del tempo effettivo per avvicinarlo alla Serie B, per cui con un cronometrista, è arrivare poi al punto di avere anche 2 arbitri all'interno delle partite di C2, perché come diceva Claudio ormai il livello, per come era stata pensata, si è alzato. 4 occhi si vedono meglio di 2. Le società, come anche gli addetti ai lavori, sono anche motivati a non comportarsi in una certa determinata maniera, anche a livello proprio come dicevo di comportamento all'interno di una partita, per cui sapendo che si va incontro a delle sanzioni ancora più severe, perché come dicevo prima 4 occhi vedono meglio di 2, ma che nello stesso istante debbono portare che in questo momento la classe arbitrale sta in una fase un po' statica, anche perché il gruppo storico degli arbitri ormai è andato in pensione, per cui tanti arbitri che noi eravamo abituati a vedere sui campi di calcio a 5 non ci sono più, per cui dobbiamo dare modo e maniera anche a queste persone, sapendo pure che c'è una mancanza di vocazione arbitrale, addirittura si sta tentando, da quello che so, di reperire tra ex giocatori, ragazzi che hanno smesso di giocare, di invogliarli poi eventualmente a fare gli arbitri. Manca anche la disponibilità delle persone per arbitrare le partite. Tanti casi ne sono successi, per fortuna pochi in C1 e in C2, ma problematiche ci sono state. Nei campionati giovanili ce ne sono tante. C'è anche da strutturare ancora meglio il rapporto che c'è tra il comitato e gli arbitri. Si cambia il campo di gioco e non si comunica all'arbitro la variazione del campo, per cui l'arbitro va sul campo vecchio e le squadre stanno da un'altra parte, ma anche semplicemente l'orario, per cui diciamo che questo è uno sport talmente bello che ha bisogno di essere tra virgolette, nessuno si offenda, ringiovanito anche nelle regole, nei comportamenti. Il comitato nella veste di Piero
sa quali sono le problematiche, per cui tutte le società chiedono un servizio migliore su certe determinate situazioni, perché a livello giovanile le squadre sono cresciute a dismisura e non si può pretendere che o una o due persone insieme con Piero possano seguire tutto l'ambaradam. Le esigenze sono tante, per cui bisognerebbe che nel comitato si possa strutturare, col passo che questo sport chiede, una struttura molto malleabile, che sia facilmente raggiungibile a livello informatico, diciamo all'avanguardia. È all'avanguardia il presidente Zarelli, il sito ne ha fatto veramente una forza sotto questo punto di vista, però bisogna che anche gli uomini incominciano a capire che su tante tipi di situazioni, diciamo, allora comitato, settore arbitrale, giocatori, dirigenti, allenatori, presidenti, dobbiamo cercare di viaggiare tutti quanti insieme, motivati per far crescere questo sport, dove tutti quanti buttano passione e, come nel caso di Claudio, anche denaro. Perché sennò finisce anche il divertimento puro che uno va a cercare in questo tipo di sport. Claudio, a chiudere. Sì, chiaramente parole di Riccardo, si aggancia velocemente al tema arbitri, al tema arbitrale, al di là che abbiamo notato tutti che la vecchia guardia storica, che era anche forse quella con più esperienza degli arbitri, non esiste più per ovvi motivi, ma il problema che riscontro io ultimamente negli ultimi 2 anni è anche avere, diciamo, una non omogeneità di classe arbitrale, cioè o ci sono arbitri molto bravi, e chapeau, tanto di cappello, perché ce ne sono veramente di bravi anche in categoria C2, oppure ci sono arbitri veramente di livello basso, ma poverini non perché non siano bravi come persone o come, tra virgolette, persone arbitri, ma perché magari a volte c'è proprio poca conoscenza dei regolamenti. Noi più di una volta ci sono stati fischiati dei falli proprio con errori tecnici, e dove l'arbitro continuava, io faccio sempre una battuta, gli dico scaricati il PDF del regolamento dal sito, no? Dove effettivamente c'è proprio un errore tecnico, probabilmente c'è una classe arbitrale mandata anche un po' allo sbaraglio. Ma io penso, Claudio, che scusami Claudio, penso che sia Tosini che Aragone queste cose le sanno, anche perché poi dopo chiaramente le lamentele delle varie società arrivano ai loro orecchi, ma probabilmente loro stanno lavorando per fare queste determinate cose, però nello stesso istante su alcune situazioni sicuramente sono impotenti, cioè se la forza arbitrale più di X partite non le possono assicurare, chiaramente da qualche parte ci sono degli arbitri che arbitrano addirittura venerdì, sabato e domenica, per cui diventa anche un problema. Non è che c'è solamente l'arbitro che fa la C1, c'è solo l'arbitro che fa la C2 e solo l'arbitro, per cui io non voglio accettare la no, ma nessuno è chiaro che il problema è di vocazione, come c'è, hai detto bravissimo, tu. Allora, il problema è a monte, no? Tempo fa io parlavo, non mi ricordo con chi, e mi diceva guarda, qui stanno pensando di mettere arbitri, come dicevi tu, per prendere come arbitri giocatori che non hanno sfondato magari nel calcio, nel calcio a 5, parlando di 16, 17, 18 anni. Certo. Quindi è chiaro che allora a questo punto forse la Serie G potrebbe rappresentare quella palestra, quel training per gli arbitri, per farli arrivare più preparati nelle categorie, diciamo, superiori, tra virgolette, tenendo la C2 come categoria superiore, con tutte le remore, però considerando che poi noi presidenti, dirigenti, gli allenatori, i giocatori sono spietati, cioè, perché quando tu mi comprometti una partita in buona fede, quello che sia, poi chiaramente si insta la spietatezza, giustamente, per chi non vuole perdere o per chi sta dando tanto. Però quello che dico io è sempre in ottica collaborativa, questo che sia chiaro. Io a chiosa finale dico sempre che il comitato sta facendo un gran lavoro. Nella mia sensazione ci vorrebbe poco per migliorare tanto, cioè siamo in una di quelle situazioni in cui veramente con un 10%, faccio un esempio, si ottiene il 70% in più, e non ti nascondo che anche noi presidenti, la categoria è una categoria che deve fare il salto di qualità, soprattutto in C2 o in categorie di questo tipo. Anche noi abbiamo le nostre responsabilità,
perché se invece di fare le proteste, magari io sono stato il primo, alzo la mano, quindi mea colpa, invece di fare la protesta durante la partita o la mala parola all'arbitro, magari uno fa un verbale, lo manda al comitato e spiega la situazione come è stata, in modo che diventa arricchimento diciamo materiale di discussione per la prossima volta sicuramente. Sì, la mia decisione di non partecipare al playoff, quando ho mandato il fax alla federazione, io ho scritto non come protesta ma come consapevolezza di quello che è successo alla partita prima, quindi non è una voglia di punire o di fare muro contro muro, assolutamente. La collaborazione e la condivisione per me, facendo sport veramente, perché noi non dobbiamo mai dimenticare che facciamo sport, noi dobbiamo avere cura dei giovani, dobbiamo avere cura dei ragazzi, dei genitori che magari affidano i ragazzi a noi dobbiamo fare sport e dobbiamo fare cultura, ma se la cultura manca come prima cosa a monte, come dice il proverbio, il pesce puzza sempre dalla testa. Quindi la cultura è il sottile filo rosso che crea il miglioramento. Poi lo strumento, diciamo, è il veicolo, che può essere il digitale, può essere l'organizzazione, il foglio elettronico, la riunione, ma sono tutti strumenti. Quello che c'è a monte è sempre la cultura. Io in questa cosa ci credo veramente in maniera forte. Claudio, grazie. Sì, se mi date un minuto solo faccio qualche saluto. 30 secondi. Mi rubo 30 secondi, io ringrazio tutti i miei soci, tutti i miei dirigenti, ricordando che io sono un presidente elettivo, non sono un presidente padrone, ringrazio tutti i miei soci, ringrazio Roberto, ringrazio Adriano, ringrazio Alessandro, ringrazio Alessio, ringrazio Marco, ringrazio tutti quanti, i due Adriani, perdonatemi, ringrazio tutti quanti, ringrazio tutti i dirigenti, ringrazio il mio mister, e tutti coloro che ci hanno aiutato a migliorare, tutti coloro che ci hanno criticato, tutti coloro che ci hanno aiutato, e alla fine ringrazio tantissimo, un grandissimo abbraccio virtuale che fra pochi minuti sarà reale, alla mia ragazza Simona, che mi sopporta, mi aiuta e mi sopporta veramente in tutto questa mia avventura, che è veramente un'avventura importante, un'avventura faticosa, ma che non vi nascondo, poi alla fine faccio sempre con il sorriso sulle labbra. Claudio, digli che ti dovrà sopportare anche martedì prossimo, perché vorremmo che tu spiegassi a Colantuoni che sarà in studio questo Salary Cup. Ah, grande Colantoni, volentieri. Mentre continuiamo le nostre discussioni anche durante la pausa, perché insomma gli argomenti sono veramente tanti, c'è stato un avvicendamento. Do il benvenuto a Walter Rizzo, che in questo breve blocco sostituirà Francesco Puma prima di prendere poi definitivamente il mio posto tra circa una mezz'oretta. Buonasera Walter. Buonasera Matteo, buonasera Riccardo. Sto apprezzando molto le parole di questo pomeriggio, devo dire la verità, idee molto interessanti. Idee interessanti che sono state sviluppate nel Lazio, ma non solo, vero Walter? Esattamente, perché devo dirvi come mi è nata questa idea, insomma, di coinvolgere anche un altro giornalista di un'altra regione. Ero a Porto San Giorgio e insomma ho incontrato Paolo, che lavora per C5 Umbria e anche Futsal Marche, se non vado errato. Insomma, stavamo discutendo un po' dell'Under 21 in C1 e di come si sia sviluppata nei due diversi campionati Umbria e Lazio la questione. Quindi gli do il benvenuto, Paolo Augusto Menconi, detto Pato. Ciao. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao Paolo. Ciao. Allora Paolo, noi lo sappiamo che è finito il nostro campionato, raccontaci un po' com'è andata da voi questa esperienza sperimentale che poi diventerà ufficiale per tutte le altre regioni dal prossimo anno dell'Under 21 obbligatorio. Allora, è stato un bilancio secondo me positivo per quello che noi ci aspettavamo, perché noi pensavamo che ci fosse un deciso abbassamento del livello. Invece chiaramente non ci sarà mai una controprova di come sarebbe andata senza Under 21 obbligatori in campo. Però poi, vedendo i risultati che sono stati conseguiti dalle varie squadre, vedendo un mucchio di partite, io ho visto che gli Under 21 che via via sono stati alternati dalle varie squadre, si sono dimostrati giocatori di assoluto livello e che io posso immaginare che sarebbero stati schierati magari con un minutaggio inferiore, ma sarebbero stati schierati anche se le squadre non avessero, tra virgolette, subito questa regola. Io penso in particolar modo alla squadra che ha vinto il campionato. Il Murcia
la squadra di Norcia ha messo in campo tutti gli juniores, in realtà nemmeno under 21, perché erano tutti ragazzi nati nel 1995 e tutti ragazzi che venivano dal vivaio della squadra di Norcia, che ricordiamo è una delle poche in Umbria che può vantare la scuola calcio a 5. Per cui loro hanno fatto giocare questi 17enni, 18enni, c'è Grimaldi che ha segnato addirittura 21 reti, ma anche gli altri ragazzi, Spinelli, Baldoni, lo stesso portiere Salimbeni, che hanno costituito anche l'ossatura della rappresentativa Umbria al torneo delle regioni, ci sono ben distinti e non hanno fatto assolutamente pesare l'obbligo di far giocare il fuoriquota obbligatorio in campo. Tanto è vero che il Nursia è una di quelle poche squadre che ha preferito non far giocare il portiere fuori quota, non rifugiarsi in questa possibilità, ma ha fatto giocare dei ragazzi in campo che, ripeto, hanno dimostrato il loro valore. Lo stesso Mountain, che è la squadra che arriva. Ce lo siamo perso. Paolo? Ce lo siamo perso, adesso Proviamo a riprenderlo, a riacchiapparlo al volo. Comunque mi sembra, insomma, interessantissima, molto interessante. Diciamo, da quello che abbiamo sentito dal nostro amico, praticamente hanno addirittura esagerato. E il Mountain, che è arrivato secondo, aveva fatto uno squadrone. Ecco, per cui praticamente questi sono, diciamo, la strada da dover seguire. Chiaramente bisogna sempre e comunque calcolare poi le realtà in cui si vivono. L'importante è sapere il materiale che ogni società ha e poterlo sfruttare al massimo. I 4 under 21 già ti danno un'indicazione, poi chiaramente, come diceva lui, questa società ha deciso di non sfruttare il portiere, ma addirittura un giocatore come fuori quota pure al torneo delle regioni e tutto quanto. Vuol dire che su certi tipi di situazioni hanno le idee abbastanza chiare, anche perché la maggior parte delle società punta ad avere il portiere under, perché chiaramente diciamo, non so quanto, non so, io non sono ancora convinto di questa, che sia meglio avere il portiere under. Non c'è la controprova. Certo, se hai Giannone è chiaro che lo vinci il campionato, però con l'eccezione che conferma la regola, anche perché insomma Giannone si conosce, è un ragazzo che tu conosci bene, no? Conosco abbastanza bene. Diciamo che ormai Lodigiani penso che aveva fatto un investimento proprio per andare a vincere il campionato. Poi chiaramente i vari Rubei e gli altri giocatori che hanno composto questa squadra sono stati un valore alla massima espressione, ma avere un portiere di quella di quella caratura portava già a avere, non dico il 60% della squadra, ma una sicurezza in più, insomma. Riecco Paolo, eravamo rimasti al Mountain Foligno. Sì, no, diciamo che il Mountain inizialmente aveva preferito far giocare il portiere fuori quota, però con l'arrivo dalla Cascina Orte di Palmitesta, e dovendo sfruttare l'ex capitano della Juniores della Marne Spoleto, Ciprian Vasilà, che era un 91, per cui a quel punto è stato Monsignori ha optato per far giocare il portiere in quota, e facendo ruotare i 2 fuori quota in campo, come avete visto anche nella partita con Lodigiani. Ce lo siamo ripersi. Abbiamo qualche problema di collegamento. Sì, comunque avevano giocato in Coppa con Lodigiani. Sì, interessante. Io credo che non so, questo caso della vittoria, diciamo, se così possiamo chiamarlo, se è un caso, comunque è un fatto del Nursia, vada un po' in contrapposizione con quello che sono le 2 scuole di pensare il calcio a 5 da noi, ma anche penso in Italia. Ci sono squadre che lo fanno per far crescere i ragazzi, per sopravvivere, per farsi loro tranquilli campionati, però c'è la squadra di pensiero che dice: io arrivo in 2 o 3 anni, voglio vincere tutto. È proprio questa dialettica che non permette lo svilupparsi vero e proprio del calcio a 5. Ma diciamo che se andiamo a vedere la storia degli ultimi anni del nostro futsal, diciamo la divisione ha intrapreso un discorso di valorizzazione dei giovani italiani.
Per cui praticamente che cosa è successo? Diciamo tra virgolette l'utilizzo di maggior giocatori italiani all'interno della nazionale, di determinare alcune regole affinché le società dovevano essere obbligate ad avere, mi pare, il 50 o il 60% dei giocatori italiani. Doveva essere uno stimolo in più proprio per questa inversione di tendenza, cioè vincere sì, ma farlo con una squadra sempre più giovane, dove gli over, diciamo quelli più bravi, dovevano essere un minor numero. L'inversione di tendenza qual è stata? Che diciamo nei paesi tipo il Brasile, l'Argentina, che erano la linfa vitale dei nostri giocatori stranieri, l'immissione di giocatori bravi come era nel passato ce n'è stata di meno, perché nel Brasile adesso non c'è più quella necessità di uscire fuori dalla propria nazione per poter venire in Italia, un paese in crescita, un paese in crescita a livello economico, per cui tirarli fuori dal loro mondo adesso vuol dire pagarli talmente tanto che non so quanto ne valga la pena, certo, tenendo conto poi l'investimento e la crisi che stiamo affrontando noi. Per cui che cosa è successo? Che adesso anche a livello di A1, vediamo un po' la marca, anche se loro imbottiti di idolo brasiliano e tutto quanto, però l'età media è molto bassa, per cui vuol dire che anche sotto quel punto di vista, anche a livello diciamo di stranieri, non c'è più quella tendenza a portare giocatori affermati. Poi la politica che possono fare le varie società, come dicevi te, per sopravvivere deve portare sempre e comunque a una crescita piano piano esponenziale. O si è società per creare e poi dare ad altre società l'opportunità di valorizzarli, oppure essere società che che fanno crescere ma vincere con quello che hanno. Riabbiamo un'altra volta Paolo. Niente. Lì in Umbria evidentemente hanno qualche problema. Sì, evidentemente c'è qualche problemino. Facciamo magari l'ultimissimo tentativo, così rubiamo qualche altra battuta. E insomma, alla fine sopravvive chi non vince. È così? No, secondo me puoi sopravvivere anche vincendo. Si può sopravvivere in tutti e due i modi, tenendo anche conto del modo in Foligno l'allena Monsignori, vecchia conoscenza anche di categorie superiori di Serie A, insomma, per cui vuol dire che anche le società, diciamo, del regionale che hanno ambizione incominciano a investire anche su allenatori capaci. Siamo in collegamento, sì, un'altra volta con Paolo, stiamo per averlo in linea, e insomma stiamo parlando del Mountain Foligno, che è riuscito a, insomma, così a combattersela con l'Odigiani, però alla fine non ce l'ha fatta, no Paolo? Sì, diciamo che la partita di andata era stata più equilibrata, quella in Lazio. Poi nella partita di ritorno, che ho visto personalmente a Foligno, si è visto la diversa portata delle due squadre, però diciamo che la squadra di Monsignori si era fatta vedere abbastanza, diciamo appunto della scelta del Mountain di giocare con i due fuori quota in campo. Quindi io dicevo, giusto per tracciare un bilancio complessivo dei fuori quota di quest'anno in Umbria, che c'è stato un deciso innalzamento del livello della Serie C2, perché chiaramente molti giocatori sono scesi in Serie C2, però non sono stati male i ragazzi che sono scesi in campo come fuori quota nella Serie C1. Mi è da farti subito una domanda: che fine faranno i 91? Che fine faranno i 91? Io ti devo dare una notizia pessimissima, perché praticamente nell'ultima riunione del comitato regionale umbro sembra che il fuori quota resti il 91. Per cui, quindi veramente un under 22. Diciamo che non c'è diciamo che la prospettiva è quella di scegliere il male minore e dare la possibilità poi eventualmente alle società di ridiscutere poi con il comitato un'altra regola, con calma. Ma è quello che dicevamo anche in precedenza, dove praticamente questo tipo di situazione permette poi anche alle società di potersi organizzare con un anno in più. È anche vero che facciamo però un esempio in questo caso: l'acquedotto Dorgianese, la Dorgianese non ha i due fuori quota,
l'acquedotto stravince, giustamente. Che succede Esatto. in caso una formazione umbra vada ad affrontarne un'altra che ha regole differenti? Che regole si rispettano? Quelle nazionali? Beh, però a quel punto il divario è veramente troppo. No, ma io penso, la regola del fuori quota nella juniores io credo che sia una cosa assurda e spero che venga tolta in Umbria al più presto, perché è una cosa che non ha motivo di essere, cioè non ha veramente, è una cosa che non trovo veramente la ragione per cui ormai sono 4-5 anni che c'è nel campionato di juniores la possibilità di inserire degli under 21 nella juniores, perché vedi, a differenza del campionato under 21 in cui c'è la possibilità di far giocare un under 23 mi sembra, o 2 under 23 in campo, e questo va avanti anche nella fase nazionale, così al di là dei gironi preliminari, cioè che senso ha tenere degli under 21, far giocare Sarli, che è un giocatore che ha giocato anche in Serie B, di essere presente anche in Serie B, farlo giocare nel campionato juniores per vincere tutte le partite e poi non poterlo schierare nella fase nazionale. Non c'è nessun motivo. Paolo, ci fermiamo un attimo, resta in linea perché abbiamo proprio un minuto di pubblicità e poi ti rinterpelliamo per altre questioni. Stiamo per riprendere il nostro corrispondente di Calcio 5 Umbria, anzi è più corretto non dire il nostro collega di Calcio 5 Umbria. Stiamo parlando un po' di questa assurdità di discrepanza di regole che insomma nei campionati nazionali poi alla fine viene fuori. Anche se poi dopo alla fine penso che il punto di confronto sia sempre poi la Lega, c'è una cosa, i vari comitati. Chiaramente quello che dicevamo sempre all'inizio pure con Claudio, se non si viaggia tutti quanti con tutti Italia questi tipi di discorsi, questo sport non crescerà mai. Dunque rientriamo con Paolo. Vi chiedo scusa, però oggi le linee telefoniche qua da noi sono disastrose perché c'è un tempo da lupi assolutamente estivo. Sta arrivando anche qua, dai. Allora, stavamo parlando insomma di questo bilancio, di questa discrepanza di regole degli under 21. Tu ci hai dato questa novità abbastanza importante che è questa del 91 che può giocare. Un'altra domanda che mi sorge insomma doverti porre è quella del tempo effettivo, che da noi sembra quasi cosa fatta, da voi anche, no? Da noi sì, si sta discutendo, c'è stata una riunione tecnica in settimana, però è stato rimandata la decisione, però sembra che sia in addirittura d'arrivo, nonostante ci sia qualche parere contrario derivante soprattutto dalle strutture. dal numero dalle strutture, perché chiaramente in Serie C1 credo anche il Lazio qua da noi si può giocare ancora in campi all'aperto, sì. E quindi è una cosa un po' più complicata, e poi dipendeva anche dal numero degli ufficiali di gara, perché chiaramente coinvolgere altri 8 arbitri da cronometristi comporterebbe un impegno ulteriore, però sembra che la cosa sia abbastanza sia alla portata, diciamo. Se noi ci lamentiamo delle nostre strutture, insomma di questo ne abbiamo discusso anche con te, da voi ci sono cose non oltre il limite, no? Campi 30-20, neanche, o addirittura 30, no, ma quadrati 20x20. Allora, ascolta, qua da noi la serie C1 è veramente una cosa complicatissima, perché noi abbiamo campi di serie A1 che sono il Pala Paternesi di Foligno, il Pala Salicone di Norcia, e poi sono altri bei campi tipo il Pala Pellini di Perugia, dove ha giocato il Perugia femminile della Serie A, però ci sono anche campi all'aperto piccolissimi. Il prossimo anno addirittura avremo il Freetime, che è una squadra che è salita dalla Serie C2, che ha un 40x20 all'aperto. Abbiamo proprio di tutto. Incredibile. Qualsiasi tipo di situazione. Diciamo che una squadra che sta lì nel coperto in un campo piccolo va a giocare lì, mi sa che di fiato ne deve avere,
Sì, è una cosa spaventosa. Io capisco anche salvaguardare le piccole realtà. Io penso ad esempio una delle più belle realtà di quest'anno è stato sicuramente il Calvi, che è la squadra del paese, della città dove abita e ha giocato quest'anno Edoardo Racanicchi, che conoscerete sicuramente perché è stato nel giro nazionale Under 21 eccetera. Lui, per i noti problemi di salute che ha avuto, è stato dato in prestito dal Modugno alla squadra del suo paese, che è il Calvi, che è arrivato quarto in classifica. Chiaramente il campo del Calvi è un campo all'aperto che è, penso, la metà del Palasport Salicone di Norcia, però è chiaro che tanta passione, tanti tifosi, il gruppo Ultras del Calvi Brothers è una cosa, per carità, molto, molto bella, però quando uno si deve organizzare per andare a giocare a Calvi chiaramente è un altro sport, sono 3-4 sport in uno, diciamo. Esatto. È vero, è così anche per noi. Allora, grazie del tuo intervento, Pato, ci sentiamo presto. Grazie a voi, buon lavoro. E dunque ringraziamo il nostro collega di C5 Umbria, che tra l'altro stanno facendo anche un bel lavoro per dare una bella visibilità allo sport anche in Umbria. Detto questo, noi ce ne andiamo in pausa, ci ritroveremo tra poco. Torniamo allora in studio, torneremo da Michele Salvatore per i primi minuti di Arcadia Folgarella. Siamo ai saluti con Riccardo Budoni. Facciamo un riassunto generale di quello che ci siamo detti. Cosa secondo te si può realmente migliorare? In che tempi, in che modi? Speriamo che tutto questo che ci siamo detti non venga poi sprecato in futuro. Ma io penso di no, anche perché ormai, diciamo, l'appetito viene mangiando. Stuzzicare diciamo anche la voglia di parlare da parte dei componenti delle varie società può portare a delle idee nuove, a delle possibilità che nessuno aveva mai pensato, per cui confrontarsi è il primo obiettivo. Chiaramente la decisione finale spetterà sempre al comitato, ma l'importante è che il comitato sappia che dietro questo mondo c'è gente che vuole crescere, che ha voglia di fare sport in una certa determinata maniera, cercando poi di togliere sempre e comunque quella natura del sospetto con gli arbitri, con le organizzazioni delle partite, che poi non fanno il bene del nostro sport. Chiaramente al comitato tutte le società chiedono maggiore partecipazione, perché mi dispiace far notare che nell'organizzazione delle ultime finali dei Under 21, che dovrebbe essere come un campionato primavera a livello di calcio, per cui con un seguito anche diciamo a livello di comitato, non sia stata fatta la stessa identica cosa come è stata fatta con la finale della Final 8 per quanto riguarda i più grandi. Cercare di trovare uniformità in tutte le varie categorie per la crescita di questo sport che ha talmente tanti appassionati, non solo chi lo pratica ma anche chi viene a vedere le partite. E allora, grazie a Riccardo Budoni, grazie anche a Matteo Santi che adesso ci lascia. Gli prenderà il suo posto Walter Rizzo. Che dire, siamo pronti per andare in pausa. Vi ricordo sempre che tra poco avremo anche Marco Angelini per continuare a parlare di settore giovanile, ma soprattutto martedì prossimo avremo Pietro Colantuoni, che è il delegato al calcio a 5 del Comitato Regionale Lazio. A proposito, Riccardo, ti chiedo una cosa: ammesso che accadesse che Colantuoni veda una proposta, dica sì, ok, questa mi piace, la porto al presidente Zarelli, non è per il prossimo anno, assolutamente no, ma eventualmente Dipende che tipo di decisioni ci sono da prendere, perché se sono decisioni da prendere con dei regolamenti scritti dove il comitato non ha voce in capitolo, deve solamente trasportare questo tipo di cambiamento alla Lega, per cui non è alla federazione, per cui non è facile eventualmente avere questi tipi di situazioni nuove il prossimo anno, ma ci sono altri tipi di situazioni che potrebbero essere gestiti nell'istantaneo, per cui sul comunicato numero 1 che uscirà a luglio di presa posizione e di messa subito in applicazione per il prossimo anno. Speriamo che ci siano queste possibilità, ma che se anche fosse che queste tipo di situazioni non possono avvenire quest'anno,
le società, sapendo che il prossimo anno entreranno in vigore, non ci sia poi le orecchie foderate di prosciutto, come si dice, ma che si comincino a organizzare. Esatto, non ci sia stupore. Per stupore, ma che già si sa, perché il regolamento numero 1 fa fede per quello che ci potrà essere sia nell'annata in corso, esatto, sia a 2 anni a venire. E che poi un altro consiglio che do al comitato, che è quello di piantarla, di fare le regole in corsa, definire subito determinate situazioni che loro già sanno dall'inizio al massimo entro la fine dell'anno, perché così finali, sedi delle finali e quant'anco si può anche dare la possibilità delle società che lo vogliono organizzare, per cui questa è massima partecipazione di tutti. Torniamo in diretta, allora ce l'abbiamo il nostro amico Marco Angelini, ex tecnico del Latina, ora vicino agli ambienti della Stella Azzurra, uno che di giovani se ne intende, anche perché sta disputando lo sgreccia con tutti i ragazzi giovanissimi, lui si sta riscoprendo la sua seconda gioventù. Ciao Marco. Ciao Marco. Saluto a tutti. E allora, prima era con noi ospite Riccardo Budoni, stiamo continuando a parlare di come poter migliorare il mondo del calcio a 5 regionale. Quest'oggi ci siamo particolarmente concentrati sul settore giovanile, appunto tu te ne intendi di questo. Ti volevo chiedere, intanto, secondo te nel calcio a 5 regionale a che punto siamo con i giovani e col settore giovanile? Una tua analisi, un quadro generale di ciò della tua esperienza. Ma guarda, intanto ti ringrazio per le belle parole. La mia esperienza con i giovani è cominciata quando ho iniziato a intraprendere questo ruolo nuovo da allenatore, poi l'ho persa un pochino di vista perché per 4 anni mi sono dedicato alle prime squadre. Adesso, prossimo anno, come hai già anticipato, ma non è più un mistero, quindi ve lo posso dire tranquillamente, sicuramente ricoprirò un ruolo per me nuovo, che è una sorta di direttore sportivo di un settore giovanile che a cavallo tra la Stella Azzurra e il Marconi, e niente, questo lo faccio perché comunque a me è sempre piaciuto lavorare un po' con i giovani. Poi, chiamiamola così, tra virgolette, carriera, mi sono buttato anche sulle prime squadre e penso poi che in futuro capiterà un'occasione importante, continuerò a farlo, quindi cercherò di fare tutte e due, però al mondo giovanile mi sono voluto proprio riavvicinare come scelta e proprio in questi giorni che già sto iniziando a lavoricchiare, per così dire, mi sono ritrovato sicuramente delle situazioni migliorate da come le avevo lasciate, quindi da questo punto di vista, anche se poi è un paradosso perché il calcio a 5 sappiamo tutti che non sta vivendo proprio un momento felicissimo come tanti altri sport dilettantistici, quindi secondo me proprio iniziare a ripuntare un attimino in maniera importante sui settori giovanili non può che giovare proprio a tutto il movimento. Marco, tanti anni fa, credo, 10-15 anni fa, c'erano le squadre laziali che in un certo senso primeggiavano anche quando poi fu stabilito il campionato nazionale. Secondo te questa distanza, questa differenza con le altre regioni esiste oggi per il settore giovanile, almeno in quantità di squadre? Allora, guarda, una domanda a cui faccio fatica a risponderti perché sono a conoscenza del nostro movimento regionale, ma magari dei movimenti regionali di altre regioni non è che ne ho piena conoscenza. Di sicuro, perché ci sono stato e perché comunque i risultati poi parlano più di ogni altra cosa, il settore giovanile campano credo che stia comunque lavorando bene da qualche anno. Io sono stato un anno lì da giocatore, ho visto anche come lavoravano con i ragazzi. Devo dire che anche quest'anno, giocando contro il Napoli Scafati, che è composta da una squadra fatta da tanti giovani veramente interessanti, mi viene il nome di Minucci, ma ce ne sono tanti altri, e quindi credo che comunque noi sotto il punto di vista regionale siamo abbastanza all'avanguardia. Di sicuro, opinione personale, bisognerebbe, credo che le società debbano
giustamente forse risparmiare qualcosa con le prime squadre, perché si è speso tanto, secondo me anche male. Siamo in un momento di crisi economica, quindi come è stato fatto in passato mi viene in mente un po' l'esempio del calcio 11 tedesco, dove hanno passato un momento di crisi economica anche loro qualche anno fa, pochi se lo ricordano, però hanno investito tanto sui settori giovanili. Adesso non è un caso che oggi stasera ci sarà una finale di Coppa della Buscare tedesca, ma la nazionale tedesca è composta da tanti giocatori comunque di un'età media molto, molto bassa, quindi credo che questa sia anche l'occasione per il nostro movimento in generale, perché stiamo vedendo come 2 squadre di Serie A che sono la Foggia e la Lazio hanno delle difficoltà, o comunque quantomeno stanno manifestando questo sui organi di stampa, e probabilmente rifaranno le squadre con un budget molto ridotto, quindi credo che investire un attimino sul settore giovanile sia la soluzione migliore anche per il futuro, soprattutto con tecnici preparati, con un'organizzazione che non sia fatta perché l'Under 21, la Juniores vanno fatte perché te lo impone il regolamento, ma vanno fatte proprio perché comunque lavorando con dedizione sui giovani, secondo me sarebbe un toccasana poi per gli anni futuri. Quindi a tal proposito immagino che tu sia d'accordo con questa obbligatorietà di un under in campo in Serie C1. Guarda, ti dico la verità, io quest'anno la C1 un pochino l'ho seguita perché andavo a vedere qualche partita, poi io ovviamente sono segnato tutti i sabati da circa 20 anni, quindi non ho molto... io su questa regola non sono poi così convintissimo, cioè non te lo devono imporre, non te lo deve imporre il regolamento che un Under 21 debba stare in campo. Questa sempre poi tra l'altro opinione molto personale, quando ho avuto a disposizione dei ragazzi giovani ho sempre cercato di valorizzarli, non perché me lo imponesse il regolamento, ma perché il buon senso mi porta a pensare che poi un ragazzo deve giocare il sabato perché deve giocare anche partite importanti su un risultato che non sia acquisito, perché tante volte i ragazzi vanno a entrare su risultati di 4, 5, 6-0. Ovviamente mi sono scontrato con qualcuno per queste mie idee, però il giovane che poi ha delle qualità ovviamente deve iniziare a calcare il campo, perché è un valore aggiunto della società, è un patrimonio della società, quindi va valorizzato in quanto tale. Io non sono d'accordo sul fatto che è il regolamento che lo deve imporre, quindi il giovane poi sicuramente se gli si dà la fiducia giusta, gli si trasmette motivazione e quant'altro, si può sicuramente tirare fuori sempre qualcosa. Poi questo, ripeto, è sempre un'opera personale, ci sono poi situazioni diverse, perché poi vai a allenare squadre dove magari il risultato è la prima cosa che conta, però insomma secondo me cercare di lavorare un po' su tutte e due, o comunque trovare il giusto equilibrio, ripeto, deve essere un bene per la società, non perché glielo impone il regolamento. Marco, un'altra questione abbastanza interessante è quella dei giovani sì, ma magari importati dall'estero. È una tendenza che a un certo punto aveva cominciato a prendere piede e adesso sta per essere un pochino messa da parte. Penso a Bruno Serpa, che ormai è italiano a tutti gli effetti, visto che ha giocato per la nostra nazionale, ma è uno dei pochissimi casi. Secondo te, sotto questo punto di vista, le società hanno un po' capito che bisogna investire sui ragazzi e magari portarne anche solo 1, 2, cioè lo sforzo di tanto tempo alla fine anche in un anno te ne porta solamente 1 o 2 in prima squadra? Certo, sono d'accordissimo. Secondo me un po' questa cosa che tu hai detto adesso, secondo me succederà anche per forza di cose, perché non ci sono più le risorse che c'erano prima, quindi anche per forza di cose si andrà a investire sul prodotto locale, per così dire. A me, guarda, io forse ho qualche annetto più di voi, comunque sono nel calcio a 5 da 20 anni, mi viene in mente l'esempio dell'Argentina, quando negli anni insomma
cavallo degli anni 90-2000 ha investito molto su una nazionale giovane, non badando troppi risultati, magari perdendo anche le partite con tanti gol di differenza, però facendogli fare un'esperienza importante internazionale, e mano a mano è una squadra che è cresciuta fino ad arrivare tra le prime 4 posizioni del mondo, valorizzando i giocatori che avevano. Poi ovviamente, ripeto, siamo sempre capisco sempre che poi ci sia il risultato che faccia venire l'acquolina in bocca un pochino a tutti, però per quanto mi riguarda io da tempo insomma ho sempre detto, ma questa non è una polemica, è semplicemente un'opinione mia, che la nazionale italiana non è che debba essere composta da giocatori italiani perché solamente per una questione poi di ideologia, per così dire, ma proprio per una questione che sia produttiva per il nostro movimento in generale. Quindi se noi avessimo fatto una scelta negli anni passati di investire tanto in ragazzi, come mi viene l'esempio di Sergio Romano, ma ce ne sono tanti, ce ne sarebbero tantissimi, prima vi ho fatto il nome di Milucci, Mentasti, giocatori che si stanno ritagliando spazi importanti. Io quest'anno ho allenato Bagoli, che sono un giocatore che ha tante qualità, e così ce ne sono in giro. Magari a questi ragazzi, a quell'età, ragazzi parlo del 91, del 90, del 92, se gli si facesse fare un'esperienza importante, secondo me sarebbe per loro e per il nostro movimento una crescita. Certo, bisognerebbe accantonare per qualche anno i risultati, capisco che non è una cosa poi così facile, però secondo me sarebbe stata la soluzione migliore. Secondo me, per forza di cose, sono curioso di vedere la prossima Serie A, perché a quello che si dice in giro tante squadre credo che avranno un budget molto, molto limitato, e quindi per forza di cose poi andranno a investire sui ragazzi giovani italiani. Tornando al regionale, le nostre 5 proposte che abbiamo fatto con dirigenti, presidenti e quant'altro, la terza, quella che dicevamo io e Walter poco fa, ovvero quella che secondo noi sembra la più realizzabile, è quella di dare tanti bonus economici quanti sono le categorie del settore giovanile in cui una società è presente. Tu sei d'accordo in questo? Sì, non la sapevo questa cosa, sono sincero. No, è una proposta che è stata fatta da parecchi presidenti, che è pervenuta a noi, e proveremo martedì prossimo a rigirarla a Pietro Colantuoni affinché poi si possa adoperare per far sì che effettivamente si faccia. Sarei d'accordissimo, se ci sono i presupposti e le risorse, sicuramente sarebbe una cosa molto buona. Marco, altra questione, sempre regionale ma anche un po' nazionale. Tanti giovani forse, come molte squadre, come molti giocatori, fanno difficoltà nel passaggio dal regionale al nazionale, dal giocare metà campi fuori, metà campi dentro, al giocare al tutto quanto al coperto, dal tempo regolare, se così possiamo chiamarlo, al tempo effettivo. Ecco, secondo te che cosa si potrebbe fare, insomma, su questa questione? Ma oddio, guarda, dal tempo regolare al tempo effettivo credo che possa cambiare poco. Per quanto riguarda la superficie, sì, sono d'accordo, ma credo che tante squadre che comunque fanno il regionale, parlo di C1 ovviamente, perché C2 credo sia un pochino più difficile, tante si allenano comunque in campi al coperto, poi magari per ragioni anche di costi e comunque anche di allenamento fanno gli allenamenti anche nell'erba sintetica. Sicuramente cambia parecchio. Io ti dico la verità, sorrido perché quando facevo il professionista e andavo a fare i tornei estivi mi ricordo insomma che le prime partite per me erano difficoltose, spesso e volentieri stavo più per terra che in piedi, quindi sicuramente cambia di parecchio, ma anche per la metodologia di allenamento, te lo dico anche da allenatore. Ovviamente se ho a disposizione una superficie posso fare delle cose, se devo fare gli allenamenti sull'erba sintetica magari tante cose sì le puoi fare, però non le puoi fare con la stessa qualità, con la stessa intensità. Però poi qui ci andiamo sempre a raffrontare con problematiche oggettive di impianti, nel senso che comunque non so quante squadre si possano permettere poi di fare allenamenti al coperto. Roma pure, per esempio, parliamo della nostra città, è una città che ha una carenza di strutture a tal senso.
purtroppo perché siamo in un momento di crisi economica, queste situazioni sono sempre difficili, però sicuramente sarebbe meglio per tutti, insomma, quello è fuori discussione, mentre come ti ripeto, per il tempo effettivo, il tempo non effettivo, secondo me alla fine quello cambia poco.